Nel cuore del lontano Giappone, dove il sole sorge come un grande fuoco dorato, un giovane camminava con passo deciso. Il suo nome era Paolo e nel suo cuore ardeva una fiamma che nessuna tempesta poteva spegnere. Fin da bambino aveva sentito parlare di un Dio che amava senza misura, un Dio che non chiedeva sacrifici di sangue, ma solo amore e fedeltà. Questa verità lo aveva conquistato, così come conquista il vento che solleva le foglie e le fa danzare nel cielo. Paolo non era nato in terre lontane, non era uno straniero giunto a portare la parola. Era figlio di quel suolo, cresciuto nelle vie profumate di fiori e leggende antiche. Ma dentro di sé aveva sentito un richiamo più forte delle tradizioni, più dolce delle canzoni del suo popolo. Aveva scelto di seguire la via del Vangelo, quella strada luminosa che portava alla pace eterna. Le sue parole erano miele per chi soffriva, conforto per chi cercava una speranza nuova. Parlava con dolcezza, ma con fermezza. Non c'era paura nei suoi occhi, solo una luce limpida, capace di sciogliere i cuori più duri. Ma i tempi cambiarono e il vento che prima soffiava gentile divenne tempesta. Il potente signore di quelle terre non tollerava più quella fede che cresceva come un albero robusto. Ordinò che nessuno potesse più parlare di quel Dio di amore e perdono. Paolo sapeva che il pericolo si avvicinava, ma non fuggì. Continuò a predicare, a consolare, a tenere accesa la speranza nei cuori. Un giorno, mentre parlava a un gruppo di persone, venne arrestato. Mani dure lo afferrarono, ma il suo sguardo rimase sereno. Lo condussero lontano, insieme a compagni fedeli, uomini, donne, perfino bambini. Soffrirono dolori indicibili, ma nessuno si lamentò. Ogni ferita, ogni umiliazione era per loro un segno d'amore. Camminarono per giorni, trascinati come colpevoli, ma nei loro occhi non c'era paura. Solo una dolce certezza. Il loro viaggio non sarebbe finito in quella valle di lacrime, ma nella luce senza fine. Arrivarono su una collina, alta e silenziosa, che da quel giorno sarebbe diventata sacra. Videro le croci, alte contro il cielo, pronte ad accoglierli. Vennero legati con corde strette, ma nessuna catena avrebbe potuto legare il loro spirito. Uno di loro, un ragazzo con il cuore puro come l'acqua di un ruscello, iniziò a cantare. Era un canto di lode, di gioia, di speranza. Le note salirono in alto, mescolandosi con il vento. Paolo parlò per l'ultima volta. La sua voce era limpida, come il suono delle campane che annunciano un nuovo giorno. Perdonò chi li aveva condannati, affidò la sua anima a quel Dio che mai lo aveva abbandonato. Poi il silenzio, e in quel silenzio un soffio di vento portò via le loro anime verso l'infinito. Su quella collina non rimasero solo croci e sangue versato. Rimase una luce che nessuno avrebbe mai potuto spegnere. Una luce che ancora oggi brilla nel cuore di chi crede, come una fiamma eterna nel buio della notte.